Alla Assemblea delle municipalizzate dei servizi di trasporto pubblico è stato presentato il biglietto unico integrato che dal 1° gennaio arriverà a Venezia, poi a Treviso ed anche a Verona. L'applicazione è stata progettata dall'MIT di Boston da un gruppo di cervelli veneziani. Francesca Ferrari. Si chiama Da A a B, la nuova app per il trasporto pubblico veneto, un unico portale integrato fra le aziende di servizio che consente con un unico biglietto di pianificare viaggi e spostamenti con tram, pullman e vaporetti. Già in funzione fra Venezia e San Donà con oltre 2000 richieste al giorno, il ticket unico integrato si allargherà con il 2018 al capoluogo lagunare, poi Treviso e Verona. Un'idea tutta veneta sviluppata da un team internazionale guidato da un veneziano. Siamo un gruppo di veneziani che, portando tecnologie dagli Stati Uniti ovviamente, abbiamo fatto una cosa veramente al di sopra della competizione. Diciamo. Insomma, voi siete cervelli che siete usciti per lavoro e siamo anche tornati. Portando però un arricchimento. Certo, il nostro obiettivo è creare posti di lavoro a Venezia con questo tipo di applicazioni che sono molto innovative e di cui c'è bisogno. E la novità per il 2018 delle 28 aziende di Confservizi Veneto che riunisce le multi-utility pubbliche di trasporti, forniture gas, servizi idrici e igiene ambientale per oltre 4 milioni di veneti. Un comparto che gode ottima salute con più di 14.500 dipendenti, aziende che si sono trasformate negli anni arrivando a fatturati importanti e consistenti investimenti. 400 milioni di euro investiti in un anno da parte di un comparto pubblico sempre bistrattato ma che in realtà sul territorio mette delle risorse umane ed economiche oltre che finanziarie.